Buongiorno dal TG1. Quel che si temeva è avvenuto. Saddam Hussein ha tentato di coinvolgere Israele nella guerra del Golfo. Ha sparato stanotte 7 missili Scud contro il territorio dello Stato ebraico, ma il governo di Tel Aviv ha deciso di non rispondere con una rappresaglia. Tel Aviv, insomma, non è caduta nel tranello, perché la risposta armata israeliana avrebbe fatto estendere il conflitto e avrebbe provocato la rottura, probabilmente, del fronte arabo anti-iracheno. I missili Scud lanciati dagli iracheni da rampe mobili erano ad ogiva convenzionale, cioè non dotati di sostanze chimiche, come si poteva temere in un primo momento. Solo 3 dei 7 missili lanciati hanno colpito, secondo le autorità israeliane, il territorio nazionale di Israele, 2 su Tel Aviv e 1 su Haifa. 7 i feriti da un primo bilancio, molti i danni, soprattutto nei quartieri meridionali di Tel Aviv, case distrutte, auto incendiate. Un altro Scud è stato lanciato verso l'Arabia, ma distrutto da un missile statunitense. In questo panorama complesso è arrivata poco fa una notizia che riguarda un aereo italiano. Naturalmente deve essere confermata, lo sentiremo nelle prossime ore i dettagli. Al termine di una missione notturna nella penisola arabica, all'interno di un'operazione congiunta con le forze multinazionali e programmata al centro di Riyadh, un velivolo Tornado dell'aeronautica militare italiana non è rientrato alla base di Al Dhafra. Lo riferisce un comunicato dello Stato Maggiore dell'aeronautica e non si hanno notizie precise al momento sull'equipaggio. Fra poco ci sarà un comunicato dello Stato Maggiore dell'aeronautica. Ma torniamo ad Israele e